L'ex sindaco di Eraclea, Graziano Teso, è stato arrestato e portato in carcere. La Cassazione ha confermato la condanna a 2 anni e 2 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. La tragedia in A27, dove è morto un uomo di 67 anni che procedeva contro mano. La patente gli era scaduta da qualche giorno. Solo per miracolo si è evitata la strage. 7 le persone coinvolte, tra cui una famiglia di veneziani. Sono pronte a marciare su Cafarsetti le associazioni che sabato hanno manifestato per la sanità pubblica a Venezia. Il timore è lo spostamento di servizi dal Giustinian all'ospedale civile. D'ora in poi le bonifiche dei siti veneti più inquinati saranno decise in base a un ordine di intervento basato su valutazioni scientifiche del rischio ambientale. Pochi giorni alle elezioni amministrative. A Martellago è sfida a 2 per diventare sindaco. Alessio Boscolo sfida il primo cittadino uscente, Andrea Saccarola. Yvonne Girardello, la prima hostess d'Italia, ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Veneziana hostess, ma anche scrittrice, da sempre in prima fila per il futuro della sua amata città. Nel fine settimana volontari hanno ripulito la spiaggia dei Murazzi al Lido di Venezia. Alcuni dei rifiuti raccolti saranno riciclati e diventeranno assi per le panchine. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali l'arresto dell'ex sindaco di Eraclea, Graziano Teso, che è stato portato in carcere. La Cassazione ha confermato infatti la condanna a 2 anni e 2 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. Ma in riferimento all'indagine io ho un avviso di garanzia che risale a fatti del 2006-2007 che posso tranquillamente smentire e rispondere all'autorità inquirente. In questa intervista realizzata nel 2019, Graziano Teso era stato indagato a piede libero. Dopo 4 anni l'ex sindaco di Eraclea certo non si aspettava di essere arrestato. Teso, che ora si trova in carcere a Venezia, detiene 2 primati, è il primo sindaco del Veneto condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa ed è anche il primo sindaco veneto in carcere per la pena che la Cassazione ha confermato, 2 anni e 2 mesi, nonostante la scelta del rito abbreviato per usufruire degli sconti di pena. È prevedibile però che la detenzione per Teso non si prolunghi a lungo. I difensori del 74enne potrebbero richiedere la scarcerazione per i problemi di salute legati alla sua età. La sentenza della Cassazione ha messo fine per lui a una vicenda giudiziaria iniziata 4 anni fa con la retata contro i presunti esponenti del clan dei Casalesi che avevano imperversato nel Veneto orientale. Clan con a capo Luciano Donadio, che era riuscito negli anni a tenere sotto controllo, secondo le indagini, l'amministrazione comunale. Per l'accusa Donadio aveva dato appoggio elettorale in cambio di favori. I PM della Procura Antimafia nel frattempo hanno chiesto una condanna a 30 anni di reclusione a carico di Donadio e per il boss Raffaele Buonanno, per i quali in aula bunker a Mestre si sta ancora svolgendo il processo. Per la sentenza bisognerà attendere ancora qualche mese. Iscritto dal 1968 alla Democrazia Cristiana, Graziano Teso è stato eletto consigliere comunale per la prima volta nel 1985. È stato vice sindaco dal 93 al 95. Nel 2000 passò a Forza Italia, diventando responsabile provinciale per gli enti locali del Partito della Libertà. Nel 2004 è stato eletto sindaco per la prima volta, rimanendo in carica per meno di 2 anni. Il secondo mandato lo ha svolto dal 2006 al 2011. Nel 2016 era stato eletto vice sindaco per la seconda volta. Veniamo a una notizia dell'ultima ora a seguito della segnalazione dei carabinieri della compagnia di Mestre dell'avvenuto ritrovamento a Forte Marghera di un residuo bellico risalente al secondo conflitto mondiale. La prefettura di Venezia ha prontamente richiesto un urgente intervento degli artificieri dell'8° reggimento, genio guastatori paracadutisti della Folgore di Legnago. Le operazioni di disinnesco verranno effettuate nella giornata di domani. L'ordigno consistente in una mina anticarro è stato posto in sicurezza e sarà
sarà garantito un presidio fisso delle forze dell'ordine. Così dunque a Forte Marghera. Ritorniamo sulla tragedia ora di ieri sera in A27, dove è morto un 67enne che stava procedendo contromano tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in direzione Venezia. Solo per miracolo si è evitata la strage. C'era anche una famiglia di veneziani. Nell'ultimo periodo non stava più tanto bene, aveva avuto dei problemi, era in cura, che io sappia, a Vittorio Veneto, da come mi diceva lui. Sì, mi chiedo sinceramente perché avesse ancora la patente, perché non mi sembrava proprio, come dire, perfettamente in grado di guidare. Che stava barcollando uscendo dalla macchina. Sabato mattina è uscito dalla macchina, barcollava, si vedeva insomma che non stava bene, che non doveva guidare. Sì, io ho visto sabato mattina e barcollava un po'. Qui in via Fermi a Treviso lo conoscevano tutti Bruno Sabadin, una vita nei locali e nel mondo della notte, morto dopo aver provocato uno schianto con altri veicoli procedendo contromano sulla 27 tra i caselli di Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, direzione Venezia. Il 67enne, dicono anche i vicini di casa, non era nelle condizioni di guidare, la malattia lo aveva divorato fisicamente e mentalmente. Nelle ultime ore anche la conferma che la patente gli era scaduta da qualche giorno, non un dettaglio se si considera che solo per miracolo si è evitata la strage. Sabadin prima ha sfiorato una Toyota Auris con una famiglia veneziana di 5 persone a bordo, poi si è scontrato con una Passat dove viaggiavano un uomo trevigiano e una donna, tutti feriti lievi o illesi. Probabilmente Bruno da Treviso aveva preso la strada per Vittorio, convinto di doversi sottoporre a terapia, sbagliando però giorno e ora. A raccontarlo la sorella Roberta, che da mesi si era trasferita a casa dell'uomo per assisterlo. La mattina lui mi ha detto: guarda che a lunedì dobbiamo andare su a Vittorio Veneto, che sarebbe stato oggi. No, ho detto guarda che è domenica. È la stessa Roberta, ex infermiera, a raccontare una gestione sempre più difficile e la paura nel saperlo alla guida. Anche la sua compagna ha detto no, io non salgo con lui, vado col tram. Ma quando gli si diceva no, non devi fare questo, sì, e allora... Lui prendeva sulla macchina e guidava. Esatto, sì. Era sempre una brava persona, ma adesso ultimamente era fuori di testa. Con la morte di Sabadin cade ogni possibile accusa penale in attesa di capire se guidasse in stato alterato. Di certo resta anche da chiarire nel dettaglio la dinamica, ovvero se l'uomo abbia imboccato il casello contromano o se abbia effettuato un'inversione a U. Le immagini delle telecamere sono al vaglio degli inquirenti. La morte che è stata così è stata terribile. Però la morte che doveva succedere, mi diceva il primario, poteva succedere non si sa quanto, può darsi tra un anno, può darsi fra 6 mesi, doveva succedere. Sempre per la cronaca sono terminate l'una di questa notte le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato domenica sera, nella serata di ieri, in un capannone di circa 1500 metri quadri in un'azienda galvanica di via Portenaria Marghera. I vigili del fuoco, arrivati da Mestre con un'autopompa, l'autoscale e 7 operatori, hanno spento le fiamme che hanno riguardato alcuni macchinari e materiale in lavorazione. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici e dei vigili del fuoco. I temi dell'attualità sono pronte a marciare su Cafarsetti le associazioni che sabato hanno manifestato per la sanità pubblica a Venezia. Aver sfilato in un corteo di centinaia di persone, dalle Zattere a Santa Margherita, dove si è anche svolto un flash mob, per chiedere il mantenimento e potenziamento dei servizi sociosanitari al Giustinian, sottolineando la differenza di finanziamenti tra case della comunità in terraferma in Laguna, non è l'atto conclusivo di una mobilitazione oramai lunga un anno, ma solo un'ulteriore tappa di un percorso che ora punta dritto al Comune di Venezia. La prossima mossa che noi attueremo è quella di Cafassetti. Perché Cafassetti? Perché l'assessora Lanzarin, l'assessora regionale alle politiche sociosanitarie, ci aveva detto che l'ipotesi di Cassa della Comunità non prevista dal PNRR è stata avvallata anche dal Comune di Venezia.
Il timore è che, pur mantenendone alcuni al Giustinian, lo spostamento di alcuni servizi all'ospedale civile alimenti un'ottica ospedalocentrica della sanità veneziana. Un certo allarme negli ultimi mesi è stato generato anche dall'ipotesi che al Giustinian trovi casa l'autorità europea anticorruzione. Da un anno, a difesa del Giustinian, la cui destinazione sanitaria è nel lascito testamentario che a fine Ottocento ne ha permesso la costruzione, si sono svolte manifestazioni, assemblee, presidi, conferenze e anche una petizione. 9.000 firme per una petizione per dire che la sede più adatta per la cosiddetta casa della comunità era il Giustinian e non come ci è stato virtualmente promesso quando arriveranno questi probabili e chissà tra quanto tempo finanziamenti nell'area dell'ospedale civile. Parliamo adesso di ambiente e di bonifica dei siti inquinati, ci sono delle novità. In Veneto ci sono circa 130 siti inquinati nei quali risulta impossibile individuare i responsabili della contaminazione. In questi casi la bonifica è a carico dei comuni utilizzando risorse statali o regionali. Ed ora in poi le bonifiche dei siti più inquinati in Veneto saranno condotte in base ad un ordine temporale di intervento basato sulla valutazione scientifica del rischio ambientale. Quando tu devi intervenire su 100 siti e hai la disponibilità economica per intervenire su 30, devi partire da qualche parte. E quindi con questo modello in maniera scientifica viene individuata la priorità, cioè si interviene prima dove il rischio è maggiore e che non vuol dire che non si interviene mai dove il rischio è minore. Attraverso una collaborazione con l'Università di Padova, la Regione ha messo a punto un sistema di analisi che esclude ogni discrezionalità politica nell'organizzazione degli interventi. Al tavolo di lavoro hanno partecipato anche gli esperti di ARPAF, le aziende sanitarie, i comuni e le province. Sono utilizzati 14 criteri raggruppati in 3 famiglie e ogni criterio è stato suddiviso in, chiamiamoli così, indicatori che tecnicamente chiamiamo rating. Dove sono le aree più critiche? Le aree più critiche, guardi, noi le abbiamo testato per questioni di riservatezza. Io ho un elenco di siti che non so dove siano esattamente concentrati e ho solo le caratteristiche di quei siti. Sono circa 130 siti al momento, come la copertura finanziaria. Diciamo che la copertura finanziaria, circa 50-60 milioni che sono a disposizione, consentono di intervenire su circa un terzo di questi siti, ma ripeto, se anche nei prossimi 3-4 anni il trend di finanziamenti continuerà a essere questo, è evidente che questo elenco sarà quasi azzerato al netto di eventuali situazioni nuove che dovessero presentarsi. Mancano pochi giorni al voto, a Martellago in particolare sfida a 2, questa candidatura nel segno della continuità, afferma il sindaco uscente Andrea Saccarola. Centrodestra unito a Martellago per la ricandidatura del primo cittadino in carica Andrea Saccarola. Appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e 3 liste civiche, Saccarola sindaco, generazione 18+, giovani in comune e ambiente e territorio. Saccarola, commerciante di 42 anni, è sposato e ha una figlia, agli elettori chiede di puntare sulla continuità. Ho deciso di ricandidarmi perché voglio dare continuità alla mia azione amministrativa di questi 5 anni, dove ha portato molte opere nel comune di Martellago, però ne ha ancora molti in cantiere ed è questo il nostro scopo, ricandidarci e rivincere le elezioni perché comunque dobbiamo portare a termine qualcosa di nostro. Il 14 e 15 maggio a Martellago ci sarà un confronto tra 2 coalizioni. A sfidarlo sarà Alessio Boscolo, appoggiato da liste civiche e Partito Democratico. Nonostante a Martellago ci siano più di 21.000 abitanti, non sarà necessario alcun ballottaggio, dato che gli sfidanti in questo comune sono soltanto 2. Chiare le intenzioni di Saccarola in caso di rielezione. Le prime 2 cose che farà se sarà rieletto sindaco? Sono più di 2 perché abbiamo 11 progetti da finire del nostro mandato. Le 2 cose però fondamentali sono la ciclabile via Frassinelli, dove adesso abbiamo un progetto preliminare e sicuramente porteremo a termine. E l'altra cosa sicuramente importante è la casa di riposo che ci stiamo battendo per averla, perché il nostro territorio necessita di questa struttura importantissima e Martellago la merita. La parola adesso allo sfidante.
Sostenuto da un ampio schieramento moderato formato da 5 liste civiche, Unione Civica, Insieme, Impegno Comune, Lista Garbin e Dovere Civico Partito Democratico, Alessio Boscolo a Martellago sfida alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio il sindaco uscente Andrea Saccarola, appoggiato dal centrodestra e da 3 liste civiche. La passione per la politica civica e di servizio al proprio territorio nasce nel 2008 e continua a tutt'oggi, afferma Boscolo. Perché ha deciso di candidarsi? Ho deciso di candidarmi perché vorrei lasciare un paese migliore, non tanto per noi quanto per i nostri figli e per i nostri nipoti. Quindi un impegno nei confronti dei nostri cittadini per il futuro. 55 anni, laureato in fisica, è sposato con Stefania e ha 2 figlie. Dopo la laurea ha proseguito il percorso con il dottorato di ricerca in scienza e tecnologie spaziali. È socio fondatore di un'azienda nata oltre 20 anni fa come start-up del CNR che si occupa di ricerca e sviluppo di sistemi ottici per applicazioni industriali. Le cose che farà se sarà eletto? Allora, nei primi 100 giorni faremo sicuramente degli incontri con quelle che sono le associazioni di categoria, con i commercianti, con le associazioni sportive, in maniera da avere dei riscontri da parte di loro su quello che sarà il lavoro che andremo a fare in tutta l'amministrazione. Al tempo stesso faremo una mappatura di tutti i nostri 3 centri in maniera da iniziare la programmazione di quello che è la messa a posto delle piste ciclabili, dei marciapiedi e delle strade. Pubblicità per noi, a fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi i 100 anni di una donna simbolo di Venezia e non solo di Venezia. Sono contentissima, a me basta, perché ho visto di tutto, ho girato il mondo, ho fatto quello che pensavo ed è mia scelta sempre, ecco. Rispettate soprattutto voi stessi. Brava zia! Yvonne Girandello ha festeggiato il suo compleanno, il traguardo dei 100 anni, alla trattoria da Scarso a Malamocco, dove erano di casa Ugo Pratt e i suoi amati personaggi, come Corto Maltese. Yvonne, veneziana, è stata la prima hostess d'Italia a volare, pioniera dell'aviazione civile, ma è anche scrittrice, protagonista di tante battaglie per la difesa di Venezia. In splendida forma ha trascorso la giornata del suo compleanno, attorniata da 35 invitati, tra i quali tutti i nipoti, figli dei suoi fratelli e pronipoti. Così aveva detto lo scorso dicembre, in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro. Che i veneziani abbiano la coscienza civica di salvare la propria città, perché a Venezia fra 50 anni, anche adesso, fra 50 anni Venezia verrebbe invasa, verrebbe sommersa dalla laguna, dalle correnti del mare. La storia di Yvonne, residente al Lido di Venezia Città Giardino, è diventata di interesse nazionale. A me piace tanto scrivere. Io vorrei scrivere la mia vita, per esempio, che è stata abbastanza complicata, non per disgrazia, per il mio carattere che ero troppo agitata a vivere. Mi piaceva vivere. E mi ricordo che quando ero piccolina le prendevo ogni sera e io, vedendo la porta aperta, andavo giù in strada qui a Città Giardino. Sempre battagliera e allegra, la prima donna volante d'Italia guarda con fiducia al futuro. Allora auguri, Yvonne. Rimaniamo a Venezia per andare al Lido. Armati di guanti, di buona volontà e di amore per il proprio territorio, prima ancora che di senso civico, i volontari hanno ripulito la spiaggia dei Murazzi del Lido di Venezia, dividendo poi diligentemente i rifiuti secondo le varie tipologie di materiale. Organizzato dalle associazioni Lido Robenon, Triveneta Chiavi d'Oro, Associazione dei Portieri d'Albergo e Venice Calls, i Murazzi Spiaggia d'Oro ha ottenuto il riconoscimento del Festival Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. È stata un'esperienza molto importante, tanti rifiuti raccolti, e vorremmo organizzarne un'altra
per i cittadini più sensibili. Alla Giudecca abbiamo un centro che si occupa di riciclare e riproporre in chiave di riutilizzo questi rifiuti, producendo assi per panchine. La giornata di ripulitura dei Murazzi ha avuto anche la collaborazione di Veritas e dell'assessorato all'ambiente del Comune di Venezia. Chi ha partecipato ha potuto constatare direttamente il tremendo impatto dei rifiuti, ma ha anche accresciuto la propria consapevolezza che il rispetto e il senso civico delle persone possono contribuire a preservare e tutelare la natura. È tutto, vi lascio al meteo, buona serata. Bentrovati al meteo. Settimana molto dinamica sul nostro territorio per l'arrivo in rapida successione di diversi impulsi instabili. Martedì 9 maggio tempo buono, poi peggiorerà. Vediamo nel dettaglio la situazione. Sul Veneto sarà in prevalenza soleggiato con qualche locale annuvolamento. Verso tardo pomeriggio e sera cielo via via più coperto con prime piogge sui monti, in estensione poi anche al resto della regione nella notte. Temperature in lieve calo, minime tra 13 e 16 gradi, massime tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo poco nuvoloso, più grigio in serata e nella notte precipitazioni gradualmente più diffuse. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime sui 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà alquanto variabile, con maggiori tratti soleggiati al mattino e con rovesci invece nel pomeriggio. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 20-21 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.